Presidente Serracchiani, oggi è stata consegnata la bandiera di guerra ad una fregata intitolata ad un udinese, a Virginio Fasan. Possiamo considerarlo un piccolo segnale di quell'esigenza di unità, di coesione, di cui si deve avere sempre bisogno, anche in Friuli Venezia Giulia? Ma oggi abbiamo davvero assistito ad una cerimonia molto suggestiva e commovente. Questa nave è una nave che ha già fatto un'operazione importante come quella di Mare Nostrum, è il frutto anche di una buona progettazione italiana, quella di Fincantieri, della Selex, di Finmeccanica. Insomma, c'è un'eccellenza che ci permette di poter guardare veramente con speranza al nostro futuro, al futuro della nostra industria. E allo stesso giorno ricordavamo appunto una persona importante che ha dato la vita per la patria e credo anche che sia, come appunto veniva detto, il modo migliore per ricordare tutta la regione, qui a Trieste rappresentata ai suoi massimi livelli anche nella propria storia ma soprattutto nel proprio presente e futuro. Presidente, lei sta insistendo molto di collaborazione e di cooperazione tra la regione e le forze armate nel loro complesso. Beh, diciamo che questa è una terra che negli anni insomma, ha guardato e guarda ancora con grande interesse ad un rapporto di collaborazione e cooperazione con le nostre forze armate. Qui ci sono le condizioni per farlo e credo che saremo in grado di dare anche presto delle buone notizie per quanto riguarda ad esempio gli immobili militari e per quanto riguarda anche quegli accordi, quei protocolli d'intesa che siamo in grado di fare appunto con le forze armate, non solo perché venga prestato a questo territorio attenzione ma perché si possa anche promuoverlo. Il rapporto fra Trieste e il Friuli Venezia Giulia con il mare e con la sua economia è indissolubile. Beh, lo abbiamo dimostrato in questi giorni ancora di più, la presenza di nave Cavour e nave Fasan ha avuto addirittura 8.000 visite. Io credo che sia il segnale, insieme alla crocieristica ma anche appunto alla nostra industria, il segnale di una competitività della regione che possiamo di nuovo riagguantare e che in qualche modo ci permette anche di qualificarci.